Eccoci qua, siamo ritornati. Allora chiedo la collaborazione dell'avvocato Fratallone che ci segue da Roma. Pronto avvocato? È con noi? Perfetto. Allora, dal punto di vista della legge e soprattutto di quello che avviene nei casi pratici, perché il responsabile della SAP di polizia che rappresenta insomma la polizia di Stato ma anche le forze dell'ordine in generale ci ha detto che loro possono operare entro limiti ben precisi che sono le norme di legge ma anche quanto l'autorità giudiziaria consente loro. Perché? Cos'è? Cosa prevede la normativa di tutela in casi appunto che si verificano normalmente? Poi vedremo con l'avvocato invece in studio, l'avvocata Billa, anche altri aspetti legati a civili, risarcitori e quant'altro. L'aspetto penale è suo, è la sua patata bollente. Oh, grazie, allora, innanzitutto per caso la trasmissione non è chiara. Io voglio dire due parole. La legge sul femminicidio che... E avvocato deve mettersi vicino all'apparecchio perché non la riusciamo a sentire. Niente, recupereremo la linea e vediamo se riusciamo a recuperarla chiaramente. Per quel che le compete, avvocato. Sì, mi inserisco anche un po' nel discorso che è stato portato avanti. In realtà credo che al di là appunto di una valutazione generale sugli strumenti che abbiamo a disposizione, giurisdizionali, c'è comunque un discorso, in questo faccio anche autocritica come un'autoanalisi anche di categoria, un discorso di collaborazione fra gli operatori del diritto, quindi sicuramente fra gli avvocati in primis per quanto mi riguarda, le forze dell'ordine, le istituzioni, e quindi di miglioramento di questa rete e per quanto riguarda diciamo una collaborazione, ma per quanto riguarda in particolare l'avvocato anche una maggiore specializzazione nell'affrontare queste situazioni, perché come avviene negli Stati Uniti, insomma, sì. C'è l'iperspecializzazione, tu vai da quell'avvocato e sai che sa tutto di quell'argomento. Esatto, che è una strada che sicuramente noi stiamo percorrendo come categoria, però ancora, vista anche la gravità dell'argomento che stiamo trattando stasera, non è assolutamente sufficiente per quanto ci riguarda, e quindi sicuramente quello che io rilevo dal punto di vista proprio anche della politica forense, che poi aiuta anche, cioè è un discorso fondamentale anche nel tema della serata, è che bisogna avere di fronte un professionista competente che sappia utilizzare in fretta, velocemente, quelli che sono gli strumenti a disposizione. Per cui, al di là dei limiti che possiamo rilevare negli strumenti, c'è proprio questa necessità di avere un professionista che si rende conto della gravità, che utilizza gli strumenti, quindi che ne so, mi riferisco in particolare alla richiesta di una misura cautelare urgente, in maniera veramente veloce. Un professionista che sia anche, permettetemi, anche un po' psicologo, perché veramente ci si trova in delle situazioni in cui se non hai una determinata sensibilità, effettivamente non ti rendi, o anche conoscenza, non ti sei mai trovato, non so, a confrontarti con esperti, psicologi o anche psichiatri, non ti rendi conto di quella che è la situazione. Insomma, mi sono trovata comunque ad affrontare casi in cui è stata disposta perizia psichiatrica. E appunto si è parlato di, immagino insomma conoscerete... Per esempio psichiatrica per il compagno o per la signora? Per l'aggressore, per lo stalker. No, perché poteva essere anche contro, questa è matta. No, in Italia si deve aspettarsi di tutto. No, diciamo che la sensibilità del professionista deve essere rivolta innanzitutto verso la persona che ha di fronte e poi anche verso, diciamo, un'indagine di quella che è la figura dell'aggressore. Quindi purtroppo, anche per fortuna, dobbiamo essere anche psicologi in questo senso e nel gestire le situazioni di emergenza. Una specializzazione di questo tipo sicuramente può aiutare a diciamo, supplire anche le eventuali. Avvocato, facciamo un caso pratico, quindi viene da lei una persona che lei vede che è in difficoltà attraverso questa analisi che lei fa, avvocato psicologo, sì. E cosa fa? Allora, innanzitutto cerco di capire, ecco, importantissima è una narrazione dettagliata dei fatti, cioè cerco di far emergere il più possibile quello che la signora, insomma la persona ha da dire. Perché? Perché devo fare un primo screening io come professionista e capire
che situazioni. Quanto c'è di emotivo e quanto c'è di oggettivo. Esatto, e questo è, come dicevo, dipende anche da una certa sensibilità che il professionista può avere. Dopodiché, una volta che capisco, che il professionista capisce che la situazione ha una certa rilevanza, una certa gravità, sicuramente c'è un riferimento a quelle che sono le istituzioni. In questo Stefania Barbieri ci siamo trovati diverse volte a collaborare o a gestire situazioni di questo tipo. Quindi il fatto che l'avvocato conosca che ci sono determinati supporti diventa fondamentale. È fondamentale, sì, per questo mi riferisco proprio alla necessità di specializzarsi. Quindi lei in pratica non si rivolge alle autorità giudiziarie, ma si rivolge intanto a degli enti che possono dare, o dipende? Dipende dal caso, perché per esempio, non so, siamo trovati anche ad affrontare, come dicevo, casi in cui c'era la necessità di attivare delle misure cautelari urgenti, in quel caso ci si rivolge direttamente, oppure casi come diciamo venivano prima in rilievo, in cui c'era la necessità di mettere al sicuro la persona e certamente c'è una rete da conoscere e da attivare. Se non si conosce, e i professionisti non sono tenuti a sapere tutto in assoluto sempre, certo che la difficoltà nel gestire la situazione aumenta. Da qui la necessità di specializzarsi. Vorrò sentire anche dei casi pratici magari con Valeria Pilla. Secondo me abbiamo riagganciato l'avvocato Fratallone che ci stava parlando del femminicidio. Comunque vogliamo sapere, avvocato è con noi, vero? Sì. Perfetto. Quali sono le normative esistenti a tutela dei vari tipologie di violenza perpetrati ai danni delle donne? Che cosa cioè la legge consente di fare e in che termini? Allora, compresa la legittima difesa, perché ne parlavamo prima, se ci sono novità al riguardo. Sì, no, la legge consente di fare molte cose. Certamente chi si deve difendere lo deve fare, come dire, a caldo, sotto l'effetto della paura o dell'emozione. Invece quando si giudicano poi queste cose, gli avvocati, i magistrati, sia giudicanti che inquirenti, lo fanno a freddo sotto la loro toga di lana pettinata, quindi è un effetto comunque diverso. Però volevo dire una cosa rispetto alla mia collega che mi ha preceduto, se non sbaglio, quando diceva che l'avvocato in questi casi deve avere anche un profilo di psicologo. Ecco, io dissento nel modo più assoluto, forse perché non coincide con il mio stile di penalista. L'avvocato non deve essere uno psicologo e non deve essere percepito come tale dalla persona che chiede tutela. L'avvocato sia a valle di psicologi, di psichiatri, di strutture, certamente deve conoscere una rete di protezione da avvicinare alla signora, ma l'avvocato deve dare un'assistenza legale di carattere tecnico, quindi non me ne vorrà. No, ma sono diversi punti di vista, cioè in realtà non sto dicendo. L'approccio è certamente diverso. Un'altra cosa che reputo importante, o meglio due approcci, riguardano soprattutto i fatti di stalking, perché prima di arrivare al femminicidio nel senso di lesioni vere e proprie o addirittura di omicidio del coniuge con cui non solo si è separati, ma dopo la riforma che è stata fatta nel 2013, anche con cui si è semplicemente separati di fatto o avuto una relazione affettiva, o nemmeno la relazione affettiva, c'è soltanto una connessione di carattere telematico. Ecco, due sono le grosse novità. Innanzitutto, per sporgere querela, la persona ha 6 mesi di tempo per pensarci, anziché i soliti 3 che ci sono per tutti gli altri reati dell'ordinamento. In secondo luogo, la querela è irrevocabile, cioè non può più essere revocata, se c'è una minaccia grave. Se per caso non c'è l'ipotesi della minaccia grave, ma soltanto per esempio delle molestie, ad esempio questa persona, l'ex collega di lavoro, ti parcheggia la macchina sempre dove la lasci tu, lui fisicamente non si fa vedere, questo include un senso di timore, che vuol dire che controlla la tua vettura, ad esempio controlla il tuo spostamento, però oggettivamente non è una minaccia grave, allora la querela è comunque revocabile, ma solo di fronte al giudice, non in via extragiudiziale, e in certi casi addirittura si procede d'ufficio se la persona oggetto dello stalking, la vittima, è minore, disabile, oppure che reato è previsto un altro procedibile d'ufficio. E questo penso sia il primo aspetto importante. Il secondo, care persone che siete oggetto di stalking, ricordatevi che prima di andare a sporgere denuncia è molto più utile
possibile fare ammonimento al questore. Cioè andare dalla polizia? Avvocato, scusi, per semplicizzare, andare dalla polizia? Andare dalla polizia, per carabinieri o da un'altra forza del lavoro. Sì, quello che è esatto. Che pongono infatti all'autorità di pubblica sicurezza, la quale compie delle indagini, certamente non si basa soltanto sulle dichiarazioni della vittima, diciamo solitamente della donna. Poi, se ritiene questa denuncia fondata, convoca lo stalker e lo ammonisce di non permettere più questo fatto. Che cosa succede? Se per caso lui lo fa ancora, la pena innanzitutto è aumentata, se il fatto è già commesso da una persona adulta. In secondo luogo si procede in automatico, cioè d'ufficio, ecco, e in terzo luogo è la stessa persona offesa che funziona, come dire, da GPS o da braccialetto elettronico. Cioè, se questa persona alza il telefono e dice quella che voi avete già fornito mi sta seguendo, in quel momento scattano le misure. Questo è molto molto importante. Addirittura poi scatta, scusi, scatta cosa? Scatta? Scattano le misure cautelari, la denuncia e la procedibilità d'ufficio per questo reato. Vi ricordo che c'è una misura cautelare specifica che la deve dare il giudice a richiesta della persona offesa, che è il divieto di avvicinamento ai luoghi eventualmente frequentati della persona offesa, che non sono alcuni chilometri, come ho sentito prima in esordio di trasmissione, sono 200 metri, il che vuol dire che non serve nemmeno individuare questi luoghi, quindi saranno la casa, il luogo di lavoro, ma se la persona si sposta, ad esempio, in palestra, i 200 metri intorno a lei o intorno alla macchina, nel percorso che lei fa, funzionano come un ombrello protettivo. Se quindi deve stare alla larga, insomma. Fate la denuncia, esattamente basta una persona. Perfetto. Allora, forse una cosa che abbiamo dimenticato di dire, sì, se la collega è d'accordo, che le vittime di stalking, di violenza, hanno diritto al gratuito patrocinio. Siccome, essendo questa una trasmissione di servizio, presumono, che serve alle donne, bisogna dire questa cosa qui, perché è fondamentale, perché molte donne hanno paura di non avere i mezzi per potersi pagare un avvocato, per poter... Infatti, quindi non solo se non sanno che dicono vado dalla mia amica avvocato perché forse mi può aiutare, quindi magari la persona non competente perché non può sapere tutto, però non hanno nemmeno i soldi di poterselo pagare. E questa legge invece prevede che ci sia gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, per questi casi di questo tipo di Però reati. gratuito patrocinio, spieghi un attimo anche lei che... Sì, allora, gratuito patrocinio non è che viene scelto il miglior avvocato del foro, perché c'è un... No, ma c'è un elenco. Sì, c'è un elenco. C'è comunque la possibilità di scegliere fra... Ma comunque ci sono anche fior di avvocati, nel senso che molte persone, molti penalisti soprattutto, lo fanno in qualche modo pro bono, quindi non è che uno dice ti prendi poveretto l'ultimo disgraziato, no, scegli da questo elenco, ma ci sono anche fior di avvocati che lo fanno in qualche modo per ripagare la società che spesso si sentono un po' colpiti. Ma riallacciandomi a quanto diceva l'avvocato Billa, non è pensabile, visto che voi rappresentate le istituzioni, l'ipotizzare che da questo gratuito patrocinio, in questo elenco di avvocati, in queste situazioni, in queste fattispecie che sono particolarmente delicate, come quello per i minori, per esempio, altri casi, ci sono soltanto avvocati che hanno un'esperienza di questo settore? Così viene fatto in genere. Allora, per esempio, noi col Centro Antiviolenza di Vicenza abbiamo creato una convenzione con l'Ordine degli Avvocati, che devono avere una determinata specialità in questi ambiti, devono praticare la professione da un tot numero di anni, quindi non è proprio il ragazzino che entra dentro o la ragazzina che entra dentro, ma abbiamo fatto una convenzione, l'Ordine degli Avvocati ci ha passato un elenco di circa 70-80 avvocati che gratuitamente prestano la loro opera presso il Centro Antiviolenza, quindi tu sai che se fai 1522, numero gratuito, numero verde gratuito, quindi se anche non hai soldi nel telefonino, il telefonino ti viene bloccato, comunque essendo un numero di emergenza puoi farlo, perché questo è quello che la gente deve sapere. No? Perché che numero è, scusi, non ho capito? 1522. Ma è il numero solo per... Allora, non so se credo che sia nazionale, è nazionale. Ah, 1522, cioè 1522 è un numero nazionale. Sì, perché il tuo partner ti blocca il telefonino, ti toglie il credito interno, ti dice no, tu non chiami più nessuno, non fai. Questo qui è un numero di emergenza. Succede anche questo? Beh, certo che succede, è la cosa prima che uno fa, perché se vuole bloccare la moglie, qualsiasi cosa, gli blocca il telefonino. Il numero di emergenza, quindi anche 1522, può essere composto ed è gratuito. Da lì ti metti in contatto con il centro antiviolenza, da lì trovi degli psicologi gratis, degli avvocati gratis, una serie di rete di persone che si prendono in qualche modo carico della tua situazione.
e poi se si intravedono le fattispecie gravi, eccetera, vieni messo in una casa protetta con i figli e quant'altro. Posso fare una domanda? Ma certo. se una persona si rivolge a voi, sì. l'altro, l'aggressore, lo sa? Ma no, perché dovrebbe saperlo? Cioè, nel Io senso credo che sia molto più agevole questa strada per una donna, perché mi sono trovata a vedere casi di amiche che una volta denunciata ai carabinieri o alla polizia avevano poi il problema di ritornare a casa e prenderne certo. altrettante, esatto. Invece con questo aiuto, diciamo, mascherato ma comunque vigile, è molto più facile per una donna far seguire il suo caso o le violenze da persone che hanno delle esperienze senza farlo diventare pubblico, perché poi c'è veramente certo, una paura sì. di ritornare a casa. Vabbè, chiaro, quello è il problema fondamentale. Sì, centro antivi, infatti viene accennato. Quando una prende il coraggio e va a denunciare o non so, in comune o in centro antiviolenza, a casa non ci torna, no. Oppure comincia tutto un percorso di... Sta creando terrorismo. No, perché vuol dire che è arrivata, perché anche la paura che si diceva, anche la vergogna, e anche il fatto che, essendo una relazione, quando si tratta di violenza in famiglia, una relazione affettiva che è improntata in un certo modo, per cui tante volte la donna pensa che davvero il marito fa bene a picchiarla perché certo. chissà, si considera colpevole rispetto a quello di cui il marito la accusa, perché c'è un rapporto così di dipendenza, no? Così forte, che davvero per quando arriva a denunciare vuol dire che proprio... Certo. E soprattutto succede quando ci sono di mezzo dei figli, quando veramente la donna si rende conto che sono in pericolo anche i figli, allora prende il coraggio e va. Adesso io mi riferisco per esempio al centro antiviolenza che c'è qua a Padova, che è il Centro Veneto Progetti Donna, e quando ascoltiamo i racconti delle operatrici che lavorano là, veramente certo. sono situazioni pesanti. Il problema è di avere una casa rifugio, no? Esatto. dove poter mettere queste valigia, donne. la cosiddetta valigia. E qua a Padova ce l'abbiamo solo da 2 anni, però, per tanti anni che magari il Centro Veneto si serviva di appartamenti messi a disposizione da altre associazioni o da privati, ma che poi non erano veri, no, con sempre addirittura... perché poi i mariti violenti fanno di tutto per infatti venire stavo a sapere dicendo, con i dove mezzi che ci finite sono le a loro disposizione donne. di conoscenza. Sono entrati dentro al centro antiviolenza e hanno rubato delle cartelle per Comunque, cui anche la... Io non so dove sono le case protette per dirle, non lo so. Volevo sentire un attimo l'intervento anche di Valeria Pilla, perché giustamente ha fatto un'osservazione prima, ha detto però quando una donna ricorre a questi strumenti qui, quindi giustamente c'è tutto un iter, no? Poi Bettella diceva estrema ratio, vai in questi centri antiviolenza e ti mandano in una casa rifugio, perché però tu hai perso la tua libertà, la tua vita. Certo. Lei ha dei casi pratici. Sì, ma poi ci sono anche donne che hanno dei figli che sono costrette a ritornare a casa, non è proprio così semplice, lo denunci e te ne vai. Io mi sono trovata con una signora, una vicina di casa, che poi era lì in un furgone, dico ma cosa fai su sto furgone, sono ore che sei qua. E non voleva tornare a casa perché l'ammazzava di botte e ha chiamato i carabinieri, ma poi alla fine questa ha detto non voglio che mi accompagnate a casa perché ne prendo altrettanto, appena voi uscite io ne prendo di nuovo. Quindi alla fine è andata a casa di nuovo senza i carabinieri, da sola, adesso si aspetterà la prossima puntata perché è così. Cioè è difficile quando c'è di mezzo una denuncia, secondo me l'aggressore diventa molto più violento e ha tutto il potere di farlo, perché non è così semplice prendo e vado, non è così semplice. Sì, a parte che dico una cosa banale, che un uomo che alza le mani a una donna è una persona indegna dell'amore di una donna, no? E spesso le però donne, invece no, perché la donna ritiene di aversi una fanno? colpa. È indegna comunque. È indegno e le donne spesso dicono ma sto vicino così lo aiuto a cambiare, cosa peggiore. E io credo che c'è 2 ambiti, 2 aspetti che sono stati toccati. L'aspetto della sofferenza
che poi che uno vive, no? I sensi di colpa, le percorse, le umiliazioni, che hanno un iter. Nel momento in cui la donna arriva che non ne può più, e lì subentra un altro problema, quindi magari decide di denunciare, subentra l'altro problema che è quello del sostentamento economico. Perché è un grande deterrente è questo, a parte l'avvocato che ben venga, c'è un discorso di dove vado, considera che spesso vanno a casa di parenti che gli dicono no, torna a casa, i parenti stessi, quindi bisogna, a mio avviso, fare in modo che ci sia la possibilità per queste donne, oltre ad avere un rifugio tra virgolette, ma un posto dove, ma la possibilità di poter lavorare. Bisognerebbe che ci fossero dei posti riservati esclusivamente alle donne vittime di violenza, perché senza questo aspetto, senza avere la certezza di potersi sostenere e di non avere il timore di dover ritornare a casa, perché tu vai dai parenti, dopo un po' non è che ci può stare una vita, sai che devi essere autosufficiente. Ecco, io su questo credo che le istituzioni dovrebbero vediamo molto se si può fare qualche cosa. Chiedo anche a Stefania Barbieri, quindi se è possibile anche una tutela nell'ambito lavorativo in certo qual modo, oppure che va oltre. Le do la parola con questa domanda dopo la pubblicità, così ho più tempo per parlare. Tra poco.